Padova ha ospitato la prima giornata nazionale della prevenzione veterinaria, dedicata al ruolo del medico veterinario nella sanità pubblica e nella sicurezza alimentare, secondo l'approccio One Health. L'iniziativa, che si è svolta al Bo', è stata organizzata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dal Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell'Università di Padova. La veterinaria italiana è davvero capillare, integrata e diffusa in tutta Italia, e parliamo sia di servizi veterinari delle ASL, delle regioni, il Ministero della Salute e la rete degli istituti zooprofilattici, che è davvero un unicum e un'eccellenza italiana. Inoltre questa giornata è stata organizzata assieme ai dipartimenti di veterinaria dell'università e anche ai liberi professionisti, perché è davvero una grande rete a tutela della salute e del benessere degli animali, della sicurezza degli alimenti, ma alla fine e soprattutto della salute delle persone. Al centro del convegno il valore della prevenzione come strumento chiave per affrontare le sfide sanitarie attuali e future, dal controllo delle malattie infettive e delle zoonosi alla biosicurezza degli allevamenti, fino al contrasto dell'antibiotico resistenza e alla tutela degli ecosistemi. È un momento fondamentale e questa sinergia è parte di questo momento fondamentale in cui parliamo di una salute universale. A dicembre abbiamo presentato la carta di Padova sulla salute d'insieme in Universum Salus, dove ben chiaro è scritto quanto importante sia l'interazione tra la salute umana, l'ambiente e la salute animale, proprio perché la salute non è solo assenza di malattia, ma è benessere psicofisico, sociale ed economico, e quindi ambiente, salute umana e salute animale entrano in gioco pesantemente nel determinare questa salute.